Eccolo qua, come vedete, piazza Cittadella, area picnic con tanto di coperta di lana, uno e l'altro completamente petto nudo da ore che sbevazzano stabilmente qua in piazza Cittadella. Un esempio di degrado, una piazza nel centro di Verona, pieno centro di Verona, qui i turisti che passano, questi qua che stanno lì a sponzare spampanati sulla panchina e soprattutto a bere con le birre che si vanno a comprare di fronte al supermercato. Ecco una situazione di degrado e abbandono di Verona, in una zona pieno centro dove ieri c'è stato un accoltellamento con un cavatappi, è stato sfregiato uno alla faccia. Ecco, ci troviamo in piazza Cittadella, come dicevo, alle mie spalle due soggetti, uno petto nudo e l'altro con lui che gli fa compagnia, bevono, stanno lì tutto il giorno a bere, a fare nulla praticamente se non bere, ubriacarsi e portare degrado in questa piazza in pieno centro a Verona. Qua c'è il parcheggio dove arrivano molti turisti, ma anche veronesi, soprattutto quelli che abitano nella zona, che evidentemente hanno anche paura a venire in questa zona, in questo parco, di fronte a una situazione di degrado e insicurezza del genere, dove proprio ieri la notizia è che con un cavatappi una persona è stata sfregiata in faccia, probabilmente una rissa tra questi ubriaconi o hanno aggredito qualcun altro, non so, poi i fatti saranno verificati, ma questa è la situazione che abbiamo, pieno centro a Verona, nessun controllo, come vedete. Ecco lì la situazione che abbiamo. Fanno avanti e indietro dal supermercato questi due a prendersi le birre e stanno qua tutto il giorno a oziare, a ubriacarsi. Non sono certo un bel biglietto da visita per la nostra povera Verona.